Io leggerò la biografia di Guido Zanier, di cui oggi ricordiamo oggi in questa occasione. Guido Zanier, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, nativo di Clausetto, comune in provincia di Pordenone, partigiano dello Soppo, e poi negli anni 50 emigrato a Montevideo in Uruguay. È una vita interessante la sua, adesso ecco, certe tematiche vengono comunque fuori, cioè questa insoddisfazione dei giovani verso il mondo italiano che li circonda, come dire, poi anche comunque questa nostalgia che chi va all'estero comunque ritrova prima o poi verso il proprio paese. Guido Zanier nasce in località Vagadins, in comune di Clausetto, il 2 maggio del 23, quindi ricordiamo quest'anno il centenario. Così Guido ricorderà in anni lontani il suo paese natale. Sono nato a Clausetto, un piccolo paese dell'area prealpina dello Spillimberghese, che irrompe come un grande balcone sull'immensa pianura friulana, e lì è trascorsa la mia infanzia, negli anni difficili che hanno preceduto la Seconda Guerra Mondiale. Sono innamorato del mio paesino, delle sue colline, dei suoi monti, delle sue amene vallate, dei suoi profondi abissi che dall'alta valle di Pradis giungono fin sopra Castelnuovo, dove sprofonda il torrente Cosa, creando spettrali paesaggi lunari. Fin da piccolo Guido denotava viva intelligenza, tanto che i suoi fratelli si impegnarono a sostenerlo negli studi. Racconterà egli stesso: dopo aver compiuto gli studi secondari a Portoguaro, mi ero iscritto nel 1942 all'Università di Padova, ma non l'avevo frequentata a causa della guerra. Dopo il settembre 1943, anch'egli si trovò coinvolto nella Resistenza, e così racconterà: personalmente e per tradizione familiare ero antifascista. Il mio approccio alla formazione partigiana è stato un processo maturato poco a poco. Il primo atto fu la disobbedienza all'arruolamento. Ci ritirammo nelle foreste vicine. Lì fummo contattati da membri del CLN. Abbiamo avuto un momento di disorientamento perché c'erano due proposte: il gruppo delle Brigate Garibaldi ad orientamento comunista e un altro composto dalle Brigate Osoppo ad orientamento democratico. La presenza di formazioni slave che arrivarono ad avanzare pretese sul Friuli spinse la maggioranza ad aderire all'Osoppo. Io ero lì, attivo. Giorgio era il mio pseudonimo. Il nostro ideale era lottare per porre fine ad una situazione drammatica per l'Italia. Continua a raccontare: ho conseguito la laurea presso l'Università di Padova nel 1947 e per 3 anni sono stato insegnante di lingua italiana e latina nelle scuole secondarie di Spilimbergo e Pordenone. Decide di partire per l'Uruguay. Sono arrivato in Uruguay nel febbraio del 51. Varie furono le ragioni che mi spinsero a farlo, ma nessuna fu decisiva. In visita a parenti che vivevano in Uruguay da molto tempo, ho avuto un'offerta di un contratto di lavoro con un istituto scolastico locale. Il desiderio di migliorare le prospettive della mia carriera nascente, il desiderio di lasciare il mondo chiuso degli anni difficili del dopoguerra, ed anche la misteriosa pretesa di una affascinante chimera che mi attirava con una forza sconosciuta verso queste terre. L'ambiente del paese mi ha attratto e mi ha offerto subito la possibilità di lavorare. Ma nota anche: l'adattamento non è stato facile. Lontano dalla mia terra natale, in un paese completamente sconosciuto, seppur ospitale e simile all'Italia, dapprima senza amici né colleghi, con una forma mentis diversa dalle persone che mi circondavano, confesso di aver avuto qualche difficoltà. Dal 1953 all'83 è stato professore ordinario della cattedra di linguistica italiana dell'Istituto de Professores Artigas e ha contribuito alla formazione professionale di oltre 250 insegnanti italiani, titolari di altrettante cattedre di istruzione secondaria e superiore in Uruguay. Dal 67 è stato professore ordinario di linguistica romanza presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Repubblica. Racconta la sua vita. Ho conosciuto la mia compagna di vita, mi sono sposato, ho avuto la mia casa e ho messo su una famiglia meravigliosa. Nel 1954 Guido sposò Maria Giulia Bauzà,
e dal loro matrimonio nacquero 2 figli, Sandra e Bernardo. Tornò in Italia 10 anni dopo il suo arrivo in Uruguay. L'emozione di rivedere dopo tanto tempo la nostra grande e piccola patria è stata davvero grande. Riabbracciare vecchi amici, parenti e conoscenti mi ha riempito di gioia. Rivedere le mie amate montagne, belle ed imponenti, ma l'impressione più grande che ho provato è stata vedere il nostro Friuli, che avevo lasciato con visibili ferite di guerra, completamente guarito e cambiato in meglio sotto tutti gli aspetti. Tutto mi parlava del famoso miracolo italiano e metteva davanti ai miei occhi una realtà nuova e meravigliosa. Zanier partecipò attivamente alla vita della comunità italiana in Uruguay. Dopo il periodo dittatoriale divenne presidente dell'Associazione Culturale Garibaldina, di cui è stato socio fondatore e presidente dal 1985. Sempre nel 1985 divenne presidente della Famee Furlane di Montevideo, aggiungendo agli incontri fraterni dei vecchi soci l'impegno di diffusione della cultura friulana. L'Ente Friuli nel Mondo inizia a collaborare con la Famee e diverse attività si sviluppano insieme sotto la guida di Zanier, la mostra della civiltà friulana, il lancio di Storia del Friuli in spagnolo di Pier Silverio Leit, ma anche il viaggio dei ragazzi alla scoperta delle proprie radici, oltre al congresso dei giovani dell'America Latina a Montevideo. Collaborerà più volte con il giornale dell'emigrazione friulana e con altre testate regionali dove la sua opera verrà citata e messa in risalto. Esprimendosi in spagnolo e in italiano, alcune sue opere trattano gli aspetti linguistici del friulano, oggetto di particolare interesse nei suoi corsi universitari di linguistica romanza. Queste opere sulla Marilenghi non sono passate inosservate. Nell'84 la città di Tarcento gli conferì il premio Epifania, che rende pubblico riconoscimento a persone e istituzioni che si sono distinte onorando il Friuli con il loro lavoro e la loro attività. A riconoscerlo anche il comune di Clausetto, che ha posto nel paese una targa in suo onore. Nel 1996 morì e l'intera comunità gli rese omaggio dai suoi collaboratori che pubblicarono un libro in suo onore alle pagine dei giornali della regione che riportarono tristemente la notizia. La comunità friulana dell'Uruguay ha perso il suo pilastro più importante, il suo riferimento più insigne, ma resiste e fa memoria della sua eredità. Ecco, questa è un po' questa figura di questo, secondo noi, significativa, ecco, di questo osovano, ecco, che in qualche modo prende questa decisione dopo aver combattuto, e tantissimi furono come lui che dopo aver fatto la guerra, dopo aver fatto la resistenza, si dovettero andare per i più lontani paesi del mondo. Ecco, io li lascerei proprio a Don Claudio, che se vuole esprimersi in friulano, in spagnolo, non so, per lasciare un messaggio anche agli amici di Montevideo. Parlare sì di emigrazione non è facile in questi tempi, perché quelli che sono arrivati in quei tempi già non ci sono più, e i figli e i nipoti ricordano sicuramente con piacere i loro genitori, i loro nonni, però non hanno quello spirito di quelli che sono partiti da qua, per cui è sempre difficile parlare di emigrazione adesso. Però è giusto sempre ricordare quello che hanno seminato questi emigranti, come diceva Roberto, no? Anche il sindaco qua di Artemix, sì, come realmente quelli che andavano per il mondo andavano con progetti, con desideri di costruire qualcosa, e non solo per rispondere alle necessità della famiglia, ma anche proprio come questo che abbiamo ascoltato lì a Montevideo, che ha dato anche la sua cultura a quel paese. Per cui dire che l'emigrazione è finita non è diciamo, corretto, anche se realmente è più difficile parlarne ora. C'è una emigrazione che ha lasciato segni profondi, e ringraziamo il Signore che possano questi ancora essere riconosciuti. Per cui l'Ente Friuli nel Mondo realmente fa un lavoro molto importante per questo, no? Che non si può
sepoltura a questa opera che hanno lasciato i nostri emigranti e lasciano ancora i nostri emigranti. Dire in castellano, posso dire? No, approfitto, deseo expresar mi saludo a los hijos de Guido que seguramente van a recibir quizá mediante un video ahora el saludo acá desde Friuli. Yo me siento realmente honrado de poder comunicar a ellos el gracias de este país que ha tenido un padre como han tenido, que ha dado un ejemplo tan grande en el mundo, ¿no? Ahí en Montevideo, en Uruguay. Por eso deseo para todos que puedan continuar en la obra de sus padres, de su padre, puedan sentirse orgullosos de poder ser decimos, el seguimiento de un proyecto cultural que él ha iniciado. Desde acá entonces nuestro saludo, somos acá en Forsus, un pequeño pueblito acá desde el Friuli, veo las montañas que seguramente el papá había visto, había conocido, que estos nuestros saludos lleguen ahora al corazón de sus hijos, que conservarán con gran amor seguramente a su padre. Bueno, hasta luego, mandi dal Friul a estos descendientes de nuestras tierras.